Come componente della giuria spieghiamo un po' come e cosa avete valutato. Abbiamo valutato intanto il lato ovviamente estetico, per cui di conseguenza quello che è un po' la figura essenziale della persona. Dopodiché abbiamo un po' valutato la portanza, la camminata, come si suol dire, la passeggiata e un po' anche il lato carismatico della persona, cercando di intravedere un po' una parte del carattere che possa uscire anche a livello di passerella, insomma, ecco, questo è. So che tu hai prestato anche particolare attenzione alle ragazze sportive, a chi praticava qualche disciplina. Questo è importante anche perché si nota subito anche nel fisico e perché no anche nel portamento. Ecco, proprio una cosa che tengo proprio a precisare, si chiede sempre comunque l'attività sportiva vedere anche un po' il lato diciamo di carattere della persona, mediamente una persona che fa molto sport ha un carattere un po' più determinato e conta anche molto la parte fisica, perché chiaramente come una persona fa dello sport ovviamente ha una portanza e diciamo anche un'eleganza diversa del solito, ecco. Quindi mi raccomando ragazze, praticate sport che fa bene. Siamo insieme ad altri due giurati. Roberta, in veste di fotografa, come hai valutato queste ragazze? Allora, ovviamente dal punto di vista prettamente estetico, più che dal portamento, dal punto di vista fotografico, quindi io ho dato un'occhiata alle fotografie durante i casting, ho cercato di capire qual era la resa delle ragazze davanti all'obiettivo, quindi ho cercato di giudicare in base a questo. Stefano, ormai anche tu da anni segui il concorso, quest'anno 104 ragazze iscritte, quindi un lavoro difficile, anche nel tuo caso insomma un'occhiata generale un po' a tutte. Ti sei soffermato su qualche particolare o si guarda naturalmente il portamento, la bellezza, il lato estetico sicuro? No, certamente, secondo me è importante comunque farle camminare anche un pochino, perché in questa maniera vediamo come riescono ad affrontare le passerelle. È stato difficoltoso, infatti per questo motivo quest'anno abbiamo anche fatto un ripescaggio per vedere un'altra volta tutte quante insieme, cosa che negli anni scorsi non c'è stato. Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata che racconta la finale dei Mister e la semifinale delle Miss. Una puntata purtroppo che verrà rivisitata perché non ci sarà la serata qui al Castello di San Giusto. Purtroppo il maltempo, ahimè, ha compromesso la serata, però verrà comunque organizzata all'interno in un magnifico spazio che tra poco conosceremo. Cosa cambia? Cambia che le ragazze sfileranno comunque, verranno scelte le 16 che approderanno alla finale. Per quanto riguarda invece la fascia delle Mister, sarà tutto rimandato a fine agosto, quando saranno anche consegnate le fasce collegate al sito www.ilpiccolo.it, e questa sera comunque le nomineremo e nomineremo anche i due ragazzi che hanno vinto il concorso Mi Piace su Facebook. Una serata quindi da un sapore un po' diverso, però siamo comunque in uno splendido maniero, punto di riferimento di Trieste. Scopriamo insieme allora dove sarà allestita la semifinale di Miss Topolini 2011. Serata spostata all'interno della Bottega del Vino, anche questa è una splendida location, purtroppo con posti inferiori rispetto all'esterno, quindi ci scusiamo con il pubblico che non potrà entrare tutto qui dentro. Ci saranno però i genitori delle ragazze che le seguiranno e sarà comunque una serata più breve, proprio perché ahimè il maltempo quest'anno non ha permesso di rappresentare tutto lo spettacolo a pieno. Comunque lo vedrete, una sala stupenda, è stato studiato tutto ad hoc per consentire comunque un magnifico spettacolo e per premiare le nostre 16 bellissime che arriveranno alla finale. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right.
to do battle, perform for a princess. But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And maybe I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Tonight, I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything. Reach for the stars, and if you don't grab them, at least you fall on top of the world. Think about it, cause if you slip, I'm gonna fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Tonight, I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good. Amici di Miss Topolini Channel, abbiamo terminato la nostra attesissima semifinale. Come ha ricordato la mia collega socia Nicole Brusaferro, per motivi di tempo abbiamo dovuto trasferirci nella bottega del vino, sempre qui comunque in una location di eccezione del Castello di San Giusto, e dico con un filo di emozione, ho qui di fianco a me le 16 finaliste di Miss Topolini 2011. Guardatele qua, ragazze, fate ciao al pubblico che da questo momento davvero per voi sarà fondamentale per insomma conquistare anche l'ambito titolo di Miss Topolini. Io vado a catturare così, visto che abbiamo appena terminato, come potete sentire c'è molto rumore, c'è il pubblico che piano piano sta andando via, vado a catturare un'emozione da parte delle nostre ragazze con una parola. Ecco, la prima parola che ti viene in mente dopo aver raggiunto questo bel risultato. Sono contenta. Contenta. Felice. Felicissima. Troppo felice. Troppo felice. Emozionatissima e felicissima. Contentissima. Contentissima. Devo ancora realizzare. Felicissima. Anche io tantissimo. Felicissima. Molto contenta. Contentissima. Contenta. Contenta. Contentissima. Un'emozione fortissima. Mi sono accorto di aver fatto una domanda un po' così, un po' stupida, perché hanno risposto tutta la stessa cosa, ma è normale che siete tutte davvero molto emozionate. Allora, amici di Miss Topolini Channel, adesso da questo momento in poi voi avrete sicuramente l'opportunità di conoscerle tutte una per una. Ricordiamo che davvero ci saranno tutti i nostri sponsor, che da questo momento in poi il gioco cambia e si fa molto più serio, perché ognuna di loro avrà una pagina sul più importante giornale della regione, che è Il Piccolo, avrà tutti i canali della B-Nice aperti per arrivare alla finale davvero con una popolarità davvero notevole. Io non posso che
fare un in bocca al lupo di cuore a tutte quante voi, brave, avete raggiunto già un ottimo risultato e quindi noi facciamo un applauso virtuale a loro e loro fanno un applauso virtuale a voi amici di Miss Topolini Channel, che siete sempre più numerose. L'applauso delle nostre finaliste. Per concludere questa serata volevo salutare la mia dolce mammina. Ciao mamma, buonanotte. Switch up.